Bonus? Allora, se andiamo qua, adesso abbiamo un po' il momento di tirare un po' le fila. Bonus, l'ha tirato fuori lei, i bonus. Beh, i bonus sono importanti perché sono il rilancio della nostra Italia, da quello che si evince, super bonus, eco bonus e quant'altro. Solo che forse sono un po' troppi, magari si poteva fare un distinguo, ecco. Magari si poteva anche dire a un lavoro da 50.000 euro in giù diamo proprio la cessione del credito al cliente finale, per cui sarebbe fatto fare quei lavori che avrebbero comunque creato il volano di lavoro non a maggio che siamo fermi, perché poi si è bloccato un po' tutta l'edilizia, perché stiamo aspettando tutti quanti questa manna dal cielo che però non è così gratuita come dicevo, qualcuno dovrà pagare. Magari da 50.000 euro in su o comunque un salvagente per anche le nostre piccole imprese che possono lavorare e riuscire a cambiare la caldaia, condizionatore, perché sconto di fatture e quant'altro diventa poi un processo molto assolutamente. Bonus, magari ci sono qualcosa da rivedere, io penso, ma con tutto rispetto, ci sono bonus per i rubinetti e i sanitari. Io credo che... e gli occhiali, che sono bloccati, occhiali e rubinetti sono bloccati, da vista, sì, da vista. Io credo che questi soldi qui vadano spesi in modo diverso. Cosa voglio dire? Abbiamo delle strutture, acquedotti, tubazioni che sono compromesse, che l'acquedotto stesso porta nelle abitazioni, invece di una portata corretta e giusta, sempre minore perché per il territorio si disperde acqua. Ancora tubazioni in Eternit, vecchie, per cui questi soldi invece di spenderli alla fine li spendo per sistemare le infrastrutture, sanificare le infrastrutture, dare dell'acqua migliore, dare le tubazioni, non avere più magari quelle infiltrazioni di acqua sui territori che poi vediamo tipo come all'ospedale che si creano quelle voragini, no? Ecco, per cui sistemare l'infrastruttura. Allora dico sì, questo è un investimento, come dicevamo prima, spendo i soldi, li spendo bene. Quindi questi sono i lavori pubblici. Questi sono lavori pubblici da fare. E li spendiamo per far lavorare la gente. Esatto, per farlo. Quando invece diventa... Perché secondo lei i rubinetti? Ascoltavo con molto interesse, non mi servono i rubinetti, sono tagliato fuori. No, è come dire da domani questo bonus però non per capisco, i tappeti, ma non capisco proprio l'utilità. Ma qui pensare, ma lei qualche volta forse avranno fatto un piacere a qualcuno, perché che senso logico ha fare un bonus sui rubinetti? Perché non me lo fai sulle posate o sui piatti? Basta cambiare il filtrino sotto. Sì, ma il buon artigiano. Ma non capisco quale sia l'utilità di fare un bonus lì. Allora, con la stessa logica, uno può dire, ma scusa, perché non facciamo un bonus per il pane, un bonus per le posate, un bonus, non so, per i materassi? Quindi apri un mondo che non finisce più. Allora, quello che diceva giustamente Luca, qui dovrebbero adoperare i soldini, che sono soldini che sono sempre meno, per correggere bene questo paese che ha tanti problemi infrastrutturali importanti. Ci cadono i ponti, fanno 40 morti, però sembra che sia una cosa già dimenticata. Infatti. Questo è il dramma di questo paese, è questo. Il dramma è un altro, ci è stato segnalato, ci sono la nostra è una realtà di albergatori. Tanti albergatori proprio sono con l'acqua alla gola, sono messi veramente male, devono pagare le tasse, al massimo vengono rateizzate, c'è la famosa Tari e non soltanto, purtroppo una situazione veramente terribile. E svenderanno la propria attività o la venderanno a dei soggetti, bravissimo, infiltrazioni mafiose. C'è una percezione di questo, è una cosa di una gravità inaudita, forse non è percepita come tale, però già avevamo le infiltrazioni mafiose presenti, in questo caso qua sono proprio palpabili e siamo stati sollecitati a portare alla vostra attenzione, anche se già voi lo sapete, questa problematica. L'imprenditore singolo è disperato, non lo fa volentieri di cedere l'attività, di incassare soldi e andarsene via fuori dai giochi, perché ha una famiglia che ci vive. Però dice, noi non abbiamo altra scelta. Sembra quasi un gioco pilotato dall'alto questo. Noi siamo vulnerabili in questo momento, siamo talmente tanto fragili, tanto appetibili per questi delinquenti, perché dopo sono delinquenti, sia quello che fa usura e sia quello che è le infiltrazioni mafiose, che chiaramente l'imprenditore che è preso per la gola o si è in qualche modo coinvolto in questa situazione perché aveva bisogno di liquidità, che si vedono portare via l'azienda, se la vedono portare via. L'associazione può fare qualcosa, può dare una mano? Noi siamo vigili su queste cose, difatti io sono stato sentito anche in procura per segnalare, siamo costantemente sul territorio per capire ogni movimento
strano da segnalare, specialmente negli alberghi. Gli alberghi sono fragilissimi perché prima di tutto non hanno avuto la possibilità di ristrutturare l'albergo durante ogni estate, di solito ogni stagione, quando uno ha il periodo morto, ristruttura l'albergo, lo rimette a posto. Voi che lo fate come lavoro, quest'anno non sono stati fatti questi lavori e quindi per mancanza di liquidità. E questo rende sempre più appetibile per questi signori andare là, offrire dei soldi, ti do i soldi per ristrutturare l'albergo, non ti preoccupare, ecco qua i soldi. Poi di che, quando sono caduti in questa trappola, l'albergo non è più suo. L'albergo è suo di questi signori. Tante pezzi del nostro territorio, anche negozi, attenzione. Sì, no, ma lo so benissimo, abbiamo visto a Venezia, anche magari questi non saranno delinquenti, saranno persone normali, i cinesi che stanno comprando man bassa, Venezia stanno comprando, però questo fa parte della difficoltà del negoziante di andare avanti, quindi si vede anche perché disperato. I cinesi ad esempio hanno un'economia chiusa, cioè tra di loro, per cui non è che tu dici va bene, viene un altro, sei bravo, ben venga, fa l'imprenditore e lavoriamo tutti. No, è un'economia chiusa che gli acquisti se li fanno tra di loro, qualsiasi operazione è tra di loro e quindi non di certo creano economia, stanno comprando immobili, alberghi, qualche attività, però se sono attività importanti, perché non si perdono più nel baretto, nel negozietto di paese, hanno abbandonato quella linea. Quindi noi perdiamo il nostro know-how, noi perdiamo la nostra cultura, noi perdiamo tutto quello che abbiamo lavorato e costruito, lo stiamo perdendo. Il bonus riguardava anche le attività commerciali, quel 110, chiedo a voi. Il bonus riguarda edifici e riguarda sia abitazione che alberghi, non tutti. Dipende che fasce. Adesso al momento ci sono... Io di sicuro so abitazioni, condomini e hotel. E anche hotel, quindi erano coinvolti. Certi tipi di residenze. Sì, perché ci sono diversi bonus, 50%, 65%, l'80% antisismico, poi ognuno rientra nella sua specificità, per cui l'albergo magari riesce ad avere diciamo, finanziamento oppure quello sconto. No, perché anche questo è rimasto bloccato e tutto quanto. Però quello che si tratta di ristrutturazione dell'albergo, non le camere. No, ristrutturazione. Ecco. Quello che dicevamo prima però è proprio questo, no? Cosa facciamo per evitare l'usura? Cosa facciamo per evitare queste infiltrazioni mafiose? Questo è un tema importante. Riusciamo a risolverlo in parte con l'aiuto del credito. E quindi le banche di nuovo? Esatto, questo. Chi può agire sulle banche? O chi può comunque aiutare a fare dei prestiti ponte, a dare delle soluzioni. Ci vogliono soldi. Ecco che se uno ha soldi e riesce anche un po' a sostenere l'albergo, riesce anche a sostenere il negozio, l'artigiano o la piccola impresa. Se uno non ha soldi, non vuole vedersi portare via tutta una vita di lavoro, perché poi dietro ci sono comunque aziende familiari che hanno sacrificato una vita, dove magari ci sono anche i figli, per generazioni e generazioni, e magari incadono proprio in queste situazioni di usura o di infiltrazione mafiosa, che poi invece si portano via tutto, perché quella purtroppo, come diceva prima Patrizio, con la prefettura e con la questura siamo tutti quanti collegati e cerchiamo di far squadra insieme su questo fronte, perché è un fronte molto importante per noi come società. Bisogna tutti noi, bisogna vigilare. Famiglie e imprese. Sì, sicuramente questa è una cosa che vale per tutti, anche noi siamo vigili e attenti da anni su questa cosa, facciamo addirittura formazione sui nostri associati. Il fatto è che dovrebbe essere il credito che aiuta, ma dovrebbe essere un credito finanziato in modo specifico, magari dallo Stato, ma serve una struttura parallela a quella della banca, con delle persone competenti dentro. Ma le associazioni di categoria non possono fare qualcosa con i confidi? Ma ci sono dei limiti. Sono dei limiti, non è possibile. Okay. Non è questo il punto, il punto è che la situazione è talmente grave oramai e diffusa che servirebbe la possibilità di provare a finanziare per salvare, ma allora serve una struttura che non sia quella con le regole bancarie rigide, perché se no uno non lo fanno neanche entrare, ma che sia gestita da gente che sa di che cosa stiamo parlando, perché la banca non sa che cos'è l'azienda. Una volta lo sapeva, una volta sì, adesso hanno le loro tabelle, questo sì, questo no, quello. Quindi
Lo Stato potrebbe mettergli i soldi sul serio, magari anche con debiti a lunghissima scadenza, però devono servire per questo. È sempre una questione di programmazione. E prima scherzavamo sui bonus, su queste cose qua. Quanto è stato il bonus dei monopattini? Ve lo ricordate, in milioni? No. Sembra 800 milioni, ma non vorrei dire una No, credo che stupidaggine. siano molti di meno. All'epoca era primavera, se ricordate, è stata fatta questa scelta. Qual era il problema centrale in primavera? I vaccini. Noi oggi, Invitalia ha deciso di finanziare con 80 milioni, cioè con niente, Reitera per il vaccino italiano che sarà in monodose e che sarà, cioè non con necessità. Voglio dire, se allora non abbiamo capito questo, perché Reitera è una società dello Spallanzani, cioè pubblica alla fine. Se non abbiamo capito questo, allora vuol dire che chi c'era e chi c'è non è assolutamente in grado di salvare questa nazione. Allora siamo giunti al termine, io vi ringrazio del vostro intervento, sostanzialmente siete congiunti su tutti i punti di vista perché non avete discordato su nulla, sulla necessità dei ristori effettivi puntuali, di ridare fiducia quindi alle imprese in qualche modo per la ripresa, la burocrazia bisogna sburocratizzare, bisogna che in qualche modo qualcosa debba accadere perché siamo in una situazione gravissima, accesso al credito delle banche, bisogna anche lì come in finanziamenti intervenire, lavori pubblici da attivare per consentire a tutte quante le aziende di lavorare e soprattutto una programmazione per dare una vision agli imprenditori futura. Avete i punti in comune, adesso sta a voi fare i passaggi necessari. Possiamo andare a Roma a governare. Andate a Roma a governare. E lei che cosa fa invece in questo gruppo? E io vi coordino per dire, tirate fuori qualcosa, vi sollecito ad agire per tutti gli imprenditori. Grazie a voi di essere venuti qui con noi, grazie ai nostri telespettatori di averci seguito, come sempre scriveteci e seguiteci, a presto, buonanotte.